Siamo qui alla presentazione del Rally della Marca 2021 con Gian Domenico Basso e Francesco Stefan. Ecco, che emozione è ripartire dopo più di un anno di assenza? Beh, innanzitutto è un nuovo ruolo per me e anche per Francesco, quindi siamo emozionati per primo, ma la voglia è tanta, quella di ripartire dopo questa pandemia che ancora oggi è in atto, e quindi cercheremo di mettere in campo tutte le nostre forze, rispettando naturalmente quello che sono tutti i decreti, per cercare di realizzare al meglio questo evento, il Rally della Marca. Ma diciamo che abbiamo dovuto anche per molti motivi ricalcare un po' quello che era il vecchio percorso, anche per rispettare le norme Covid e anche le norme ACI Sport per il campionato di quest'anno, quindi bene o male diciamo che le prove sono quelle vecchie per quest'anno, il prossimo anno si vedrà. Ma sicuramente ci saranno dei nomi importanti, però ancora è presto, quindi noi auspichiamo che ci siano. La gara è comunque sempre una bella gara affascinante, le prove sono soprattutto delle prove che piacciono molto, e poi anche il territorio è importante per anche chi viene a correre, al di là del fatto sportivo, della prova tecnicamente. È una zona molto bella, quindi molti vengono anche per quello. Ecco. Allora abbiamo una novità importante con il format di una prova speciale il venerdì sera, il Monte Cesen, e poi 2 giri di prove, quindi Tomba, Cesen e Arfanta in sequenza, una assistenza, altro giro uguale, e un Monte Cesen leggermente rivisto, leggermente accorciato, questo per rispettare i nuovi protocolli ACI Sport, con un chilometraggio massimo di 96 km totali della gara e 380 km incluso i trasferimenti, quindi una gara collaudata con qualche novità. Beh, avevamo bisogno di una partner nella cittadina, noi abbiamo un obiettivo di qualità e di crescita della nostra gara, e quindi la scelta su Conegliano. Abbiamo trovato un'amministrazione prima e il commissario straordinario ora più che aperti. Tutti i funzionari del comune sono fantastici, perché ci stanno agevolando in tutta l'organizzazione, che di questi tempi non è scontata, e quindi è stato, diciamo, un passaggio totalmente naturale. Con l'assessore Bottacin, ecco, questo è anche un evento che è segno di ripartenza dello sport in totale sicurezza. Ma sì, assolutamente sì, i protocolli della federazione di ACI Sport sono molto rigidi, sia per quanto riguarda la sicurezza in generale, sia per quanto riguarda i protocolli anti-Covid. L'abbiamo visto l'anno scorso, quindi c'è un'esperienza consolidata, quest'anno viene confermato, speriamo che comunque il Covid sparisca, però i protocolli rimangono molto rigidi proprio per garantire al massimo la sicurezza. Manifestazione importantissima, gara di campionato italiano VRC, e fra l'altro una delle migliori. Lo dico da appassionato che ha un po' frequentato questo mondo e queste gare, e quindi anche la possibilità di un grosso indotto, di un rilancio turistico della zona, quindi sport a contatto col territorio e occasione di promozione a livello nazionale. È un evento che sa di ripartenza, ma che soprattutto sposa quella che è la tradizione. Questi comuni da sempre vivono con entusiasmo l'attesa di questa gara, perché è spettacolo, perché è divertimento, perché è sport in sicurezza, e credo che questo sia il motore, l'entusiasmo che generano questi eventi, è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Quindi la promozione dello sport, insieme si lavora, si va verso degli obiettivi importanti anche di promozione di quello che è sempre di più il nostro territorio patrimonio UNESCO, e quindi credo che questo gruppo, questo comitato abbia veramente necessità di sentirsi dire grazie da parte nostra, da parte degli amministratori, ma da parte anche dei tantissimi ragazzi, studenti, giovani appassionati di tutte le età, ovviamente mi riferisco, che non vedono l'ora di tornare alla normalità anche attraverso lo sport.